Cosa diventerà è un po' difficile dirlo così immediatamente. Non si sbilancia il sindaco sul futuro dell'ex polveriera del Montello. Di certo l'acquisizione del comune è cosa pressoché fatta con gli incontri delle settimane scorse a Padova tra l'amministrazione comunale e il Ministero della Difesa con il demanio. C'era sostanzialmente già, però formalmente non è ancora intestato. Ma già si pensa al futuro con i problemi di messa in sicurezza dell'area e soprattutto la presenza di amianto nei vari edifici militari. Chi si sta già muovendo è Fondazione Benetton, che sta già pensando ad un concorso internazionale di idee per riprogettare l'intera polveriera. L'idea di Palazzo Bomben è quella di coinvolgere i grandi progettisti per una realizzazione che richiami turisti da tutto il mondo. Più tiepido il sindaco di Volpago, che si accontenterebbe intanto di riaprire alla cittadinanza un pezzo di storia non solo comunale, ma di tutta la Marca. Quello che di sicuro vuole questa amministrazione è che venga ripristinato e venga mantenuta l'attuale destinazione per il mantenimento dell'area boschiva. Poi all'interno verranno inserite attività che siano ovviamente compatibili col mantenimento dell'habitat naturale. E ovviamente adesso vedremo poi come organizzarci, non so se faremo un comitato di gestione o qualche cosa, lo discuteremo in consiglio, in modo tale poi da vedere tutte le varie proposte e quant'altro venisse indicato per l'utilizzo dell'area, insomma.